Con il presidente dell'Antes vediamo di fare un quadro generale della società. Intanto per noi come società questo è il terzo anno che noi partecipiamo alla Serie C. Precedentemente abbiamo sempre partecipato alla C con l'Airone, da 3 anni è diventato gli Astravolley. È una squadra, come dire, fatta esclusivamente in casa, con giocatrici che provengono esclusivamente dal nostro territorio, sono ragazze particolarmente giovani e la cosa importante è che in questi anni noi abbiamo investito soprattutto nel settore giovanile. Siamo presenti in tutto il territorio, in buona parte dei comuni ogliastrini e speriamo che, come dire, questo intervento, questo investimento che noi abbiamo fatto possa, come dire, a partire già da subito, noi ci contiamo, dare dei risultati importanti non soltanto per il territorio regionale, pensiamo anche a qualcosa di più, insomma. Come ci si sente dopo un 3-0 così? Una cosa stupenda, visto che arriviamo da una partita persa, siamo quasi a rischio di retrocessione, quindi grazie a Dio questa partita è stata molto utile, siamo contenti di come è andata, tutta la squadra ha giocato abbastanza bene e niente. Quali i punti più difficili? In che momento? Guarda, il secondo set è stato un momento un po' tragico perché alla fine stavamo un po' perdendo il ritmo però poi alla fine ci siamo ripresi, è andata abbastanza bene. Per noi sì, dovevamo innanzitutto scavalcare ovviamente la Gimnos in classifica ed era quindi fondamentale fare i 3 punti, prendere la posta piena in modo tale da tenere loro dietro e quindi adesso sono loro che devono inseguire. Noi l'abbiamo preparata bene, sapevamo che dovevamo battere sul libero, sui loro posti 4, ci ha premiato questo discorso, loro avevano anche qualche assenza e quindi lì siamo stati bravi a gestire per la prima volta questa situazione. Solitamente in situazioni di svantaggio degli avversari non ne approfittiamo, oggi invece è andata bene, abbiamo approfittato, abbiamo battuto bene, anche appunto nel secondo set, nel momento di difficoltà siamo riusciti a riprenderci, a tenere il set bene e il terzo set è lo stesso, anche se siamo finiti ai vantaggi, bravi con lucidità, senza aver paura di giocare la palla importante e rischiando qualcosina in battuta ovviamente. Facendo un bilancio ora al Giro di Boa, cosa di ciò che vi aspettavate si è realizzato e cosa è mancato? Sicuramente ci è mancata proprio un po' di continuità, noi paghiamo ancora molto gli errori che facciamo, siamo una squadra che fa anche 15 errori in un set e ovviamente questo per noi è dannoso. Oggi abbiamo eliminato gli errori e quindi siamo riusciti a fare un buon risultato. Ci aspettavamo appunto quello, dobbiamo riuscire a eliminare gli errori per girare un po' meglio, un po' più tranquilli. Tutto sommato pensavamo di chiudere un po' meglio il girone di andata, adesso dobbiamo fare punti nel girone di ritorno per stare il più lontani possibile dalla zona calda della retrocessione.